Un cordiale saluto gentili amici e amiche all'ascolto, edizione del nostro audiogiornale della mezzanotte. Andiamo subito con le ultimissime in Friuli Venezia Giulia. La regione rimane nella fascia arancione, anticipata già stamattina dal governatore Massimiliano Fedriga. La decisione è stata confermata dall'ordinanza alla firma del ministro alla Salute Speranza, che non modifica la decisione precedente. Il presidente Fedriga nel suo messaggio aveva anche sottolineato che se le statistiche continueranno a migliorare con il nuovo DPCM la regione tornerà in zona gialla, una condizione che numeri alla mano sarebbe già realtà, ma che ai sensi dell'ultimo decreto, necessita di 14 giorni per diventare esecutiva, perché secondo i dati attuali saremo già in zona gialla, ma il miglioramento dovrà durare per le prossime settimane. Se ciò avverrà col 3 dicembre, ovvero col nuovo DPCM, potremo diventare effettivamente zona gialla. Questo pomeriggio eravamo a Dolegna del Coglio per sentire dalla viva voce del sindaco Carlo Comis come è andata per quanto riguarda il drive-in allestito a Lonzano. Avevamo già fatto una diretta nel pomeriggio e allora vi riproponiamo le dichiarazioni del sindaco raccolte intorno alle 16. Allora, ci troviamo nel drive-in posto a Lonzano, in comune di Dolegna del Coglio, con il sindaco un po' per fare il punto della situazione dopo questa prima giornata. Buonasera a tutti, siamo quasi a buon punto perché comunque siamo a circa 3/4 della giornata, abbiamo avuto una buona adesione perché raggiungeremo più o meno il 70% della popolazione. Ecco, la popolazione appunto ha risposto bene, questa è la cosa La importante. popolazione ha risposto molto bene, di questo chiaramente ne sono contento. Devo dare chiaramente un plauso anche ai miei uffici perché si sono adoperati per organizzare in un tempo brevissimo questa giornata. Vi faccio solo una specifica che abbiamo interpellato persona per persona telefonicamente pur di avere la presenza oggi. Ecco, la cosa, come ha sottolineato lei, insomma, la popolazione ha risposto bene, il drive-in sta funzionando fino alle 18:30, così, no? La parte pomeridiana. Quante persone sono coinvolte? Allora, sono coinvolte per quanto riguarda allora, l'orario esatto andrà fino alle 18:30. Abbiamo il supporto della protezione civile di un comune limitrofo che ha sostenuto Dolegna, in quanto in questo momento siamo un attimino a disagio con la nostra squadra di protezione civile. Abbiamo 5 persone dell'azienda sanitaria e più abbiamo un responsabile della protezione civile regionale. Ci saranno anche nei prossimi giorni altri tamponi oppure diciamo per il momento finisce qui? No, per il momento finisce qui, questa almeno è l'intenzione, è un monitoraggio che abbiamo deciso congiuntamente alla Regione di fare, poi vediamo. Si spera insomma che si passi alla cosiddetta quarta fase, cioè da zona rossa o arancione come la vogliamo chiamare, perché più che altro voi in questo momento siete un po' in mezzo, no? Fra il rosso e l'arancione, vista questa situazione dei tamponi, nella zona gialla dove finalmente insomma, si dà un segnale chiaro e trasparente, tra parentesi, di libertà a tutti i cittadini. No? Allora, chiaramente la risposta che hanno dato i miei cittadini è da prendere in considerazione sotto tutti i punti di vista. Stiamo cercando e spero che i numeri poi alla fine di questa giornata me lo confermeranno. Vogliamo, ci sentiamo la volontà di sfatare questo mito, che non è neanche un mito, ma questa zona rossa che ci è stata piombata dall'alto senza purtroppo avere dei numeri o una comprensione di perché siano venuti fuori questi numeri, quindi a maggior ragione la popolazione ha risposto molto bene a queste iniziative, di conseguenza, come vi dico, dobbiamo dare dimostrazione che è un territorio che comunque è sano, perché purtroppo c'è anche questa voce in giro che Dolegna è una terra di malati. Signor Sindaco, la ringraziamo e buon lavoro Altrettanto. a lei e a tutti i suoi collaboratori. Grazie. Cari Lignanesi, un aggiornamento sull'evoluzione legata allo sviluppo del coronavirus sul nostro territorio. Il Dipartimento di Prevenzione ci ha comunicato in data odierna come vi sia un miglioramento complessivo della situazione, infatti sono diminuiti i casi di positività al test e sono aumentate le guarigioni. In particolare allo stato attuale abbiamo 15 persone positive che hanno subito la misura dell'isolamento obbligatorio al proprio domicilio. Una di queste purtroppo ha dovuto subire la misura della ospedalizzazione, ma anche le sue condizioni di salute sono in fase di progressivo miglioramento. Mentre le quarantene risultano essere 3 per le persone che hanno avuto dei contatti stretti con i casi positivi.
Abbiamo inoltre purtroppo dovuto riscontrare delle positività anche all'interno dell'organico della nostra amministrazione comunale, e sono 3 infatti i dipendenti risultati positivi al test, per i quali il Dipartimento ha disposto altresì la misura dell'isolamento fiduciario al proprio domicilio. Questo ci deve far capire che non bisogna abbassare assolutamente la guardia, dobbiamo mantenere alte le misure che abbiamo adottato e osservato in maniera scrupolosa fino ad oggi, proprio per cercare di contenere al massimo la diffusione di questo virus, che è particolarmente subdolo perché colpisce soprattutto i nostri affetti. E io infatti vorrei rivolgere proprio un caloroso abbraccio nei confronti di tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo, compresi i loro familiari, che sono sicuramente pervasi dalle preoccupazioni rispetto alle condizioni di salute dei propri cari. Questo deve porci ovviamente ancora una volta con quel grande senso di responsabilità che abbiamo manifestato sino ad oggi per combattere efficacemente e unitariamente la diffusione del coronavirus. Non ci sono altre notizie, andiamo a chiudere con il meteo per dire che domani ci sarà, la situazione prevede sui monti cielo sereno poco nuvoloso, in pianura poco nuvoloso variabile, sulla costa in prevalenza nuvoloso. Dalla tarda serata soffierà bora sulla costa. In pianura possibili locali foschie o nebbie di notte e al mattino. Le temperature variano in pianura dai -2 ai +2 per quanto riguarda le minime a 11-13 gradi le massime. Sulla costa 6-9 gradi le minime, 11-13 le massime. Lo zero termico al di sopra dei 2000 metri. Con questo è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto, vi auguriamo buonanotte, vediamo appuntamento intorno alla tarda mattinata verso le 10 per l'edizione del mattino.